Abbiamo in linea l'assessore alla formazione professionale della Regione Campania, Corrado Gabriele. Buonasera. Buonasera Assessore. Buonasera a lei e a tutti i telespettatori. Ecco Assessore, entriamo subito, non le voglio fare perdere molto tempo. A noi abbiamo dato in questo momento il servizio di Alessio Gemma, Tarantole e Tarantelle. Mi dispiace che non l'ho potuto vedere, ma il tema è quello della formazione, è quello di questo progetto che voi avete affrontato, diciamo che positivamente, e noi abbiamo detto che questa è una dimostrazione che quando c'è la volontà, la passione, la serietà, anche i soldi pubblici possono essere spesi bene. Sì, mi dispiace di non essere lì con voi e con i ragazzi di questo progetto, ma stasera c'era un'importante veglia con il cardinale Sepe e tante altre autorità e centinaia di cittadini, perché domani si tiene la marcia della legalità contro tutte le mafie, il 21 marzo domani, e con la primavera viene anche questa nuova ondata di anticamorra e di voglia di legalità da parte della città di Napoli. So che saranno in città migliaia e migliaia e migliaia di persone. E legalità è anche naturalmente utilizzare bene le risorse che ci sono, risorse europee, ma serve spendere nella maniera giusta. Quindi quando incrociamo attività come queste che hanno dato vita a un'importante performance di spettacolo, noi siamo molto contenti, perché attraverso l'arricchimento delle competenze poi c'è anche una traccia di lavoro possibile. Questo è per noi un importante successo. Ecco, è importante anche creare le sinergie giuste appunto con le associazioni che sono sul territorio, come è stato fatto sì, appunto con questo. Questo è il caso del progetto. C'è sta e chi porta avanti con grande fatica questo teatro nel centro storico di Napoli. Immagino che Gaetano Liguori sia lì con voi, e il Teatro Totò è stato un punto di riferimento in questo progetto. Io lo voglio ringraziare pubblicamente. Ecco, Gaetano Liguori è qui con noi. Gaetano, l'assessore ti ringrazia. Tu cosa rispondi? Io stasera veramente sono emozionato, perché il percorso cominciato con l'assessore 2 anni fa, forse al di là dell'importanza del progetto, per come si è chiuso l'anno scorso, la fase più importante comincia adesso. Questi ragazzi, grazie all'assessore che è stato veramente di una sensibilità unica a seguire tutto il percorso dall'inizio alla fine, questi ragazzi, grazie ovviamente a dei professionisti quali ci sentiamo, e grazie ancora all'assessore che ha seguito e sta seguendo in prima persona questo progetto, entrano in una fase lavorativa. Questo è fondamentale oggi, non solo un progetto, ma un progetto che diventa occupazione per questi ragazzi. Questi ragazzi debuttano in teatro, hanno una paga, sono regolarmente avviati e cominciano un lavoro che 2 anni fa poteva sembrare un sogno, oggi invece è realtà. Questo grazie a chi con amore, ma veramente con amore, ha seguito questo progetto. Io voglio ricordare l'associazione Apeiron nella persona di Ettore Malinconico, Samuele Ciambriello, con il quale all'inizio è partito e decollato questo progetto, nonché l'assessore Gabriele, che è stato veramente molto attento a tutte le fasi del progetto. Grazie a queste forze si è riusciti ad arrivare alla realizzazione di questo sogno che, ripeto, veramente 2 anni fa sembrava impossibile. Abbiamo recuperato 20 ragazzi, questi 20 ragazzi hanno un sogno. Mi auguro che tanti altri come noi, con la collaborazione dell'assessore, nei prossimi mesi possano lavorare ad altri progetti che aggiungeranno ai nostri 20 ragazzi altri 20 e poi 20 e poi 20 e tanti altri 20. Questo è fondamentale. Assessore, quali sono i prossimi progetti in cantiere di formazione professionale più importanti? Sì, io ne approfitto per ringraziare, l'ho ricordato anche Gaetano, per ricordare il lavoro instancabile di Samuele Ciambriello e degli altri dell'associazione Apeiron, che sul tema della dispersione scolastica e della formazione sono stati, e io spero saranno un punto di riferimento per la Regione. Gli altri progetti sono quelli che noi la settimana prossima presentiamo a Madrid nella Fiera della formazione e dell'istruzione. Saranno presenti solo 2 regioni italiane, il Veneto e la Campania. Noi lì andiamo anche con le immagini dei ragazzi del Teatro Totò, ma andiamo lì dicendo che abbiamo in campo progetti per il recupero della dispersione e per i mestieri che poi possono condurre a occupazione,
oltre 100 corsi già in svolgimento, 2000 ragazzi che abbiamo tolto dalla strada e messo di nuovo in aula, e poi tanta formazione professionale quando questa accompagna al lavoro. Noi abbiamo fatto un'importante revisione dei programmi europei negli ultimi 2 anni e abbiamo spostato oltre il 25% delle risorse, che sono diverse decine di milioni di euro, dalla formazione tout court, quella fatta giusto per ricevere un'attestazione, alla formazione professionale vicina alle imprese e soprattutto a quella che completa il ciclo di istruzione, dando risorse direttamente alle scuole. Questa nuova tendenza di dare più alla scuola, al pubblico, piuttosto che agli enti privati, credo che possa essere una risposta positiva e ci troveremo, come io credo, di nuovo davanti a progetti come questi in altri campi, quelli più della produzione, dei servizi. In questo caso lo spettacolo può rappresentare naturalmente una fonte di guadagno, una professione, ma vi sono tanti altri settori che noi riteniamo possano consentire ai ragazzi di Napoli di trovare occupazione.